tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Effetto Serra che si sposta in Puglia, precisamente a Giovinazzo. Abbiamo un graditissimo ospite in collegamento proprio da Giovinazzo, località pugliese, Tommaso Pappagallo, direttore artistico della Festa della Musica. Allora, ciao, buonasera e grazie di essere presente. Grazie a te Fabrizio per avermi ospitato questa bellissima, come dire, trasmissione. Non so come la individui, so che sei, come dire, famoso, e la cosa mi fa molto piacere essere qui con te, per cui utilizzare i social per queste bellissime iniziative e sicuramente ti fa veramente tanto onore, e io sono onorato di poter essere qui con te. Ti ringrazio, grazie, il piacere reciproco. Tommaso, iniziamo a parlare proprio della Festa della Musica di Giovinazzo. È una iniziativa, una manifestazione che va avanti negli anni. Che cos'è? Lo spieghiamo magari appunto a chi non sapesse che cos'è la Festa della Musica. In realtà Festa della Musica non è un'iniziativa della mia città, è un'iniziativa a livello europeo. Sono 29 anni che si svolge questa iniziativa, che è nata un po' in sordina, no? E anche perché l'obiettivo è piuttosto ambizioso, è quello di far diventare questo giorno, che è il giorno del solstizio d'estate, il 21 giugno, in qualunque giorno cada della settimana, quindi quest'anno cadrà di mercoledì, il che diventa più impegnativo perché è un giorno in cui, diciamo così, il giorno dopo si lavora. Diciamo, la Comunità Europea ha inteso, come dire, promuovere insieme alla SIAE, insieme alla IPFM, che è l'Associazione Italiana Promozione di Festa della Musica, più tutta una serie di ministeri, tra cui il Ministero della Cultura, questa iniziativa che a livello europeo, tra l'altro c'è anche la Commissione Europea che ne ha fatto, come dire, veramente un oggetto di promozione, di diffondere la musica a livello europeo, a livello mondiale, immagino. E in questa giornata si esibiscono soprattutto tutti coloro che intendono fare musica a livello amatoriale, tant'è vero che l'anno scorso noi abbiamo iniziato già, abbiamo avuto 18 gruppi che si sono di qualsiasi tipo di musica, jazz, pop, music, cover, ti direi anche hard rock, che tra l'altro sarebbe anche degno di sottolineare che l'ultimo gruppo ha suonato dalle 24 alle 24:45 ed era un gruppo di heavy metal nel bel mezzo del centro del borgo antico di Giovinazzo, in una piazza molto chiusa, e ci aspettavamo che qualcuno sommessamente ci mandasse a quel paese, ma così non è stato, il che vuol dire che la musica davvero è un elemento di quelli che servono per anche, come dire, far pace con se stessi. Adesso lo dico un po' in maniera un po' grossa. Quindi questa è la Festa della Musica. Festa della Musica che, se non ricordo male, ogni anno ha un tema, e credo che anche quest'anno anche quest'anno il tema è molto importante. Quest'anno è Vivi la città, e quindi sicuramente nell'ambito anche di tutto quello che sta avvenendo dal punto di vista proprio della promozione ambientale, ecologica. Certamente questo anche perché il manifesto è tutto sul verde, e quindi richiama proprio, come le palme che ho dietro, non so se si vedono, e non sono in Africa, sono a Giovinazzo, ma c'è una bella piazzetta con tutto il verde. Sì, quest'anno si chiama Vivi la città, ma sicuramente è dovuto anche al fatto che dopo il Covid, dopo le restrizioni, le città sono state vissute poco, se non addirittura malissimo. L'anno scorso è stato un tentativo di ripresa, ma quest'anno sicuramente ci sarà tanta bella roba. Qualche minuto fa ho avuto addirittura la conferma che avremo un concerto finale con il gruppo di Love FM Ritmo 80, che allieterà veramente per 2 ore i partecipanti alla Festa della Musica in una delle piazze che quest'anno coinvolgeremo. Allora, Vivi la città in qualche modo è riappropriarsi dei propri spazi quotidiani, rivivere anche la collettività, la comunità. La Festa della Musica in questo senso, la musica in questo senso fa da collante. Però tu come direttore artistico
sei forse al secondo mandato, cioè anche quest'anno, oltre l'anno scorso come direttore artistico. Dicevamo prima a microfoni spenti, onori e oneri, perché è vero che comunque è bellissimo far parte di un'organizzazione così importante, ma è anche vero che è molto molto complicato, perché devi fare in modo che tutti i tasselli vengano messi al loro posto. Sì, Fabrizio, riprendo quello che ci dicevamo prima della diretta. In questo momento ci sono soltanto oneri. Gli onori vedremo se arriveranno mai, però io sono un tipo presuntuoso e il mio gruppo, che voglio ricordarlo, è composto da 4 collaboratori straordinari: Paolo Di Natale, che è il vice direttore artistico, Raffaele Martino, che si occupa della parte tecnica, e Michele Nitolo, che è l'altro, diciamo così, collaboratore. Io quest'anno noi abbiamo inteso occupare 3 spazi della nostra città. Vivi la città deve essere poi anche fisicamente espressa, no? La nostra cittadina è una cittadina che ci riconoscono essere una bellissima città sul mare, un borgo antico che è fantastico, e noi occuperemo 2 piazze del borgo antico, Piazza San Salvatore e Piazza Meschino, che sono 2 bomboniere, 2 gioiellini. Naturalmente noi non abbiamo nessun merito per avere un borgo antico così bello, però come è opportuno che chi vive la città, chi vive questa cittadina, renda onore a quello che gli antichi hanno fatto, che è una cosa meravigliosa, e noi 2 di queste piazze del borgo antico le animeremo. Piazza Meschino con la sezione di musica jazz a cura del direttore artistico Francesco Cassano, che è un jazzista professionista anche noto a livello nazionale, e Piazza San Salvatore, dove si esibiranno le scuole di musica, 4 scuole di musica di 4 paesi diversi. E qui ci piacerà perché qua è tutta roba veramente amatoriale, Fabrizio, ragazzi, ragazzini più o meno grandi, qualcuno che strimpella più o meno bene, ma là la festa si esprime così. E quindi quando tu in una piazza ci metti tanti bambini, tanti ragazzi, tante famiglie, tanta voglia di divertirsi, e è questa la vera festa della musica. E in più la piazza principale, dove ci sarà la sezione pop music e cover band con il direttore artistico, anche lui un maestro, a cura di Umberto Giarletti. Quindi questa è la nostra festa della musica e vogliamo vivere veramente la città e farla vivere a tutti coloro che parteciperanno. Un'organizzazione che ovviamente non parte da adesso, ma parte praticamente subito dopo la conclusione del 2022, perché manifestazioni di questo tipo vanno programmate e organizzate per tempo. Ti chiedo invece il fermento musicale che avete a Giovinazzo, ma potremmo dire poi in tutta Europa in occasione della festa del 21 giugno. Ci sono tanti gruppi, tanti musicisti più o meno bravi, tu hai detto, che si vogliono magari mettere in contatto con voi, con l'organizzazione, se lo possono fare, come lo possono fare. Allora, Fabrizio, in realtà Giovinazzo ha diverse iniziative musicali. Quest'anno voglio ricordare un gruppo, un'associazione con cui siamo amiconi, Amici della Musica, che quest'anno porterà Do di Battaglia a Giovinazzo. Quindi siamo, vuol dire, per competere con questi amici che sono amiconi, ma con cui c'è una sanissima competizione, dobbiamo fare qualcosa di importante. E quindi noi ci portiamo Leon, che è il vincitore di Amici, che tu conosci benissimo, della grande Serena Baldaccini, quindi noi ce lo accaparriamo e vediamo di fare qualcosa di meglio. Per chi volesse iscriversi, e ti dirò che fortunatamente siamo quasi in overbooking nella sezione pop e music e cover band, pop music e cover band, può andare direttamente sul sito di Festa della Musica e nella sezione iscriviti, scegliere la città Giovinazzo e mettere la propria adesione a voler suonare presso il palco di Giovinazzo. Il direttore artistico Umberto Giarletti poi contatterà tutti i gruppi o i cantanti che vorranno esibirsi e faremo una scaletta. Voglio dire che sicuramente bisogna essere, anche se in maniera amatoriale, bisogna essere bravi, perché è chiaro che quando hai già 18 gruppi iscritti, significa che anche partire dalle 18 fino alle 24 in 6 ore è difficile far suonare 18 gruppi, cioè non puoi dedicargli 3 minuti l'uno, ma almeno i 10-15 minuti, ed è chiaro che sicuramente ci saranno delle selezioni. Io posso dire orgogliosamente
che una ragazza che si è iscritta l'anno scorso da noi, Denise De Giglio, in questo momento sta facendo addirittura delle audizioni in Rai. Portiamo fortuna, Fabrizio, portiamo fortuna, e con il tuo aiuto e la tua trasmissione sicuramente faremo anche meglio e potremo portare anche maggior fortuna. Ti ringrazio, sicuramente sarà così. Ecco, parlavamo anche del confronto rispetto all'anno scorso. Tu dici sono presuntuoso, comunque c'è una sana competizione a fare sempre meglio. In questo caso però ti chiedo la competizione con te stesso, perché tu vieni dall'esperienza 2022, che cosa ti aspetti da te stesso nell'edizione 2023? Ma senti, io come dire, adesso non voglio parlare di me perché non sono io il protagonista della serata, però io vorrei Ti sarei dato un veramente. obiettivo, ti sarei dato un limite. Certo. Allora, l'obiettivo è quello di far diventare, sempre su quello che è il tema Vivi la città, far diventare Festa della Musica un elemento di riconoscimento della mia città. Io amo tantissimo Giovinazzo, io ho 63 anni, praticamente vivo da 63 anni a Giovinazzo, ho la fortuna di aver studiato sempre a Giovinazzo, ho fatto l'università a Bari che dista da noi qualche chilometro, vivo a Giovinazzo, lavoro a Giovinazzo, mi sono sposato con una giovinazese, i miei figli vivono a Giovinazzo, quindi io sono dei pochi terroni meridionali che vive nella propria città in cui è nato sostanzialmente, e quindi sono molto innamorato. Quindi il mio obiettivo qual è? Questo, l'anno scorso abbiamo fatto una sola piazza, ci siamo dati subito l'obiettivo di farne 3, ma noi abbiamo tantissime piazze meravigliose a Giovinazzo e non abbiamo ancora preso in considerazione la musica dance, la musica sinfonica, la musica lirica e tutto quel tipo di musica che gira, che è straordinaria. E lì vogliamo arrivare, caro Fabrizio. Io conto quando fra 3 anni, 2 anni, 3 anni, quando ci sarà Festa della Musica di sabato, io vorrei occupare le 6-7 piazze che ci sono a Giovinazzo, tutte in contemporanea, e fare diventare veramente Festa della Musica una festa per la musica. Una grande serata discoteca all'aperto, ecco. Bravo, quello ci manca, ma ti posso garantire che troveremo anche lo spazio per la discoteca all'aperto, e quest'anno noi concluderemo con un grande concerto che poi in realtà è una DJ set di Love FM, che qua nella zona è una radio, Love FM Ritmo 80, che qua nella zona, in Puglia, prende dal Gargano fino al Salento, quindi è una radio assolutamente di natura regionale con una grandissima diffusione, e i suoi animatori, i suoi DJ sono davvero straordinari. Abbiamo avuto la fortuna di stringere l'accordo, guarda, qualche minuto prima di chiamarti. Ecco, quindi in esclusiva l'abbiamo vedi che porti fortuna, hai visto? Tommaso, parlavi giustamente dei collaboratori, dei tuoi collaboratori, però parlando dei tanti ospiti, dei tanti musicisti, quelli che ormai sono confermati, quelli che magari ovviamente faranno la richiesta di poter far parte della Festa della Musica di Giovinazzo, dicevo, non posso non pensare ai cosiddetti cambi palco. Quindi i collaboratori, voglio dire, i service, i fonici, gli strumentisti che provano gli strumenti, i tecnici audio, insomma è una bella macchina, anche loro dovranno star dietro a tutto questo. Senti, sì, ma l'abbiamo già collaudato lo scorso anno. In realtà il cambio palco a noi dura 5 minuti, perché abbiamo un backline ben organizzato. Ferrari praticamente, no? Cioè. Bravo, noi puntiamo ad avere un cambio palco a 30 secondi, non è possibile, però voglio dire, quello è l'obiettivo. Poi sai, la perfezione non è mai tale, nel senso che non ci arrivi, però se non punti a questo non farai sempre peggio. No, abbiamo degli ottimi tecnici, abbiamo un Paolo Di Natale che è un direttore di palco che secondo me, e lui ha lavorato, in realtà è stato un dirigente d'azienda, però si è scoperto essere un direttore di palco che se lo beccano da qualche parte alla Rai o a Mediaset sicuramente ce lo tolgono, perché è straordinario, sta col cronometro, se sgarri di un minuto ti viene a beccare subito e ti dice guarda che devi andare via. No, abbiamo una buona organizzazione, è venuta bene quest'anno. Sicuramente faremo meglio, è molto impegnativa perché le 3 piazze si collegheranno tra di loro sulla palco centrale, quindi le 2 piazze jazz e school music avranno
3 inserti che si collegheranno al palco centrale e presenteranno gli artisti che in quel momento stanno cantando, stanno suonando su questi 2 palchi che sono, diciamo, un po' decentrati, sono in 2 bomboniere, ma anche loro avranno una visibilità centrale sulla piazza principale. Uno di quegli aspetti che mi hanno un po' incuriosito dalle tue risposte è il fatto, io forse prima ho accennato anche alla domanda, al fermento musicale. Provo a spiegarmi meglio. Siamo di fatto ad aprile, quindi manca la bellezza ancora di 2 mesi, più di 2 mesi, no? Per la festa della musica. E già c'è un fermento musicale che quasi avete esaurito il calendario, l'elenco degli ospiti. È una cosa, Sì. secondo te, un aspetto che riguarda principalmente, non dico Giovinazzo, voglio estendere, il sud, o pensi che sia dappertutto così? Cioè voglia di fare musica a qualunque età e di qualunque tipo? Assolutamente sì, Fabrizio, hai detto una cosa che è esattamente quella. Allora, noi abbiamo scoperto nel nostro piccolissimo che quando offri alle persone, alla gente, ai giovani, noi abbiamo l'anno scorso fatto suonare un gruppo di quindicenni che quest'anno si ripropone ed è una di quelle cose, credimi, che mi emoziona in maniera straordinaria. E nel gruppo che c'erano l'anno scorso c'erano anche delle persone di 70 anni, quindi siamo passati da quindicenni a settantenni e si sono riproposti quest'anno. Quindi questo per dire, caro Fabrizio, che al di là del nostro fermento musicale giovinazzense, Giovinazzo è una cittadina che d'estate da 20.000 abitanti arriva a 60, quindi c'è comunque fermento proprio a livello turistico, ma c'è proprio la voglia, ecco perché è bella la festa della musica, perché non ha limiti, non ha né di tempo, né di età, né di tipologia musicale, è una festa. Io ti dico che abbiamo anche rifiutato personaggi importanti, molto importanti, perché altrimenti diventerebbe un festival, non sarebbe più una festa. E di festival ce ne sono tanti. Noi vogliamo conservare l'aspetto festoso della festa della musica, perché se viene qualcuno che magari non sarà un professionista e che non lo sarà mai nella vita, ma si vuole divertire a suonare, ha un palco che noi gli allestiamo come se fosse un palco di un festival dove potersi esibire davanti ad amici, parenti, sconosciuti, dove potersi divertire, perché se no non si chiamerebbe festa della Certo. musica. Credo che forse il termine esatto sia festa della musica, fra parentesi democratica, nel senso che tutti quanti sono allo stesso livello, tutti quanti hanno il diritto dovere di far divertire e di divertirsi. È proprio il senso più puro, ecco, della festa. Esattamente sì, esattamente sì, esattamente sì, Fabrizio, esattamente sì. Tommaso, siamo in chiusura e ti chiedo, ovviamente, se vuoi fare l'invito per chi ci sta seguendo per arrivare a Giovinazzo e quindi far parte della grande platea di persone che avranno piacere ad ascoltare la musica, ovviamente il microfono è aperto. E poi l'ultima domanda che faccio a tutti gli ospiti è: il tuo sogno nel cassetto? Ah, il mio sogno è facilissimo, guarda. Ripeto, a Giovinazzo ci sono 7 piazze belle, belle, accoglienti, perché i nostri amministratori di qualsiasi tipo, da 20 anni a questa parte, hanno contribuito a migliorare la nostra città. Io vorrei riempirle tutte e 7 con pubblici diversi e tutti a divertirsi un po', che so, tipo Cuba, che ne so, adesso mi fai dire delle cose che magari non sono anche non appropriate, ma mi piacerebbe veramente che Giovinazzo diventasse il centro della provincia di Bari, della festa della musica, fatta per tutti e con tutti. E te lo auguriamo. Quindi l'appuntamento è mercoledì 21 giugno a Giovinazzo per la festa della musica. Quindi Partiamo alle 5. si Partiamo alle parte alle 5 con una... 17, quindi No, 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 alle 5. Alle alle 5 5 del di mattino. mattina. Partiamo con un'anteprima alle 5 del mattino su una terrazza sul mare con un concerto anteprima festa della musica che si terrà proprio sul mare. Guarda, sul mare, è un'anteprima Che bellissima, una meraviglia. terrazza.
Giovinazzo dista 18 km da Bari, è tutta dritta, non ci sono curvette, per cui chi vuol venire basta che fa il mio nome, Tommaso Pappagallo Giovinazzo, più o meno mi conoscono, e saranno sicuramente ben accetti e li accoglierò personalmente. Sarà fatto, e chissà che non ci passi anche io. Ovviamente Fabrizio, ti strappo la promessa, sai? Io poi ho tanta simpatia per il popolo della Sardegna. Guarda, io ho tanti colleghi sardi, mi fate impazzire. Avete una cultura che è straordinaria. No, lo dico sul serio, adesso non è piaggeria o dei complimenti così a vuoto. Io vi adoro perché siete straordinari, guardate, davvero. Ma tra persone del sud ci si intende sempre al volo. Io quello è Terroni con la T maiuscola, Fabrizio, Quando vado a Milano dai miei colleghi, quando vado a Milano dai miei con la T maiuscola, perché deve essere un complimento essere chiamati Terroni, non certamente non un'accezione negativa. Tommaso, io ovviamente ti ringrazio di cuore della tua partecipazione, ricordo ancora una volta Festa della Musica di Giovinazzo il 21 giugno 2023 dalle 5 del mattino, quindi in piena Puglia, l'invito l'abbiamo fatto, io ti ringrazio ancora una volta, come si dice nella musica, merda 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 per la festa e ci rivediamo presto. Grazie ancora, ti saluto davvero, grazie a tutti e se vieni fammi un colpo di telefono, tanto Serena c'ha il mio numero di cellulare e quindi ci sentiamo, va bene? Buona serata Fabrizio, grazie a te. Che ci hanno seguito, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, come sempre grazie vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere, ci vediamo al prossimo appuntamento sempre Effetto Serra, il talk show su Ancora buona serata, ciao!